Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Guardiamo il video. Attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi ha svelato un retroscena. L'altro giorno parlavo con Ciaggio Almada e scherzando mi diceva: portami lì. Io a un giovane calciatore argentino consiglio sempre venire. Difetto di Napoli? La riconoscenza della gente sempre c'è, ma non succede a tutti. Altri non la vivono così. Vivi in una città che è eccezionale, che vive per il calcio. Vista, gente affettuosa, il cibo, non ci sono contro. Nel corso del suo intervento a Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, l'ex azzurro Ezequiel Lavezzi ha parlato del Napoli attuale. L'ho visto bene contro il Milan, è una squadra che sta facendo bene. Magari non ha una rosa lunga, ma gioca solo in campionato. Ha un grande allenatore che fa tenere la squadra fino alla fine. Conte mi piace come allenatore, è tra i grandi. Sulla lotta scudetto, il Napoli l'ho visto bene, nel primo tempo è stato stupendo. Il Milan non riusciva ad avere la palla, sembrava che il loro centrocampo non esistesse. Infatti, ogni volta che prendeva la palla saltava il centrocampo e gli attaccanti non tenevano il pallone. Il Napoli, invece, faceva girare la palla, la sviluppava bene. Con l'ultimo passaggio più precisi potevano creare situazioni ancora più pericolose. Il miracolo. Possono farlo. Gioca una competizione, io ci credo. Si sa che Conte è un allenatore che lavora fisicamente tantissimo. Secondo me possono farcela. Non credo sia un miracolo, ma una realtà. La maggior parte di questi giocatori ha vinto lo scudetto e hanno l'esperienza di vivere situazioni complesse. Giocando solo il campionato possono farcela secondo me. Se l'Inter punta su tutto può perdere punti. Il Napoli può approfittarne. Secondo te, fan, il Napoli sarà campione d'Italia? O no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!